Una ruspa in un paio d'ore ha distrutto ciò che la natura ha creato in almeno 10 anni, le dune di Maddaluse. L'empedoclino Filippazzo si avvale della facoltà di non rispondere. Per la difesa non voleva uccidere il macellaio, ma intimorirlo la pistola aveva la sicura. Riscontri e verifiche per identificare l'assassino del cane ucciso a Raffadali con colpi d'arma da fuoco. Restano bassi i nuovi contagi, 2 nuovi casi, ma in Sicilia si guarisce lentamente. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Una ruspa in un paio d'ore ha distrutto le dune di sabbia, ovvero quanto la natura ha creato in almeno 10 anni. È accaduto ad Agrigento, nella spiaggia di Maddaluse. A documentare il fatto l'associazione ambientalista Mariamico, il comune pronto a denunciare la ditta che ha agito per suo conto. Arturo Cantella. Uno scempio ambientale, quello denunciato e successo oggi da Mariamico ad Agrigento relativamente a quanto avvenuto nelle spiagge di Maddaluse, allorquando una ditta incaricata alla pulizia delle spiagge ha spianato un'intera duna che la natura impiega anni per realizzarla, che fa parte di un ecosistema protetto da leggi comunitarie, svolgendo un ruolo importante nella difesa della costa. Quello a cui abbiamo assistito è una cosa assolutamente inaudita. Praticamente in 2 ore una ruspa della ditta incaricata del comune di Agrigento ha cancellato decine e decine di anni di storia di una duna. Praticamente questa ditta era stata incaricata e aveva l'autorizzazione da parte del demanio e della capitaneria per fare una pulizia superficiale con un mezzo gommato e con la raccolta delle plastiche a mano. Invece questa ditta si è presentata a Maddaluse con un mezzo cingolato assolutamente vietato, ha spianato le dune e poi ha trasportato queste plastiche, non raccogliendo e tutti i rifiuti, al di là di queste dune. Praticamente ha cancellato un habitat naturale che era lì da decine e decine di anni. Lì c'erano dei nidi, dei frattini, che sono un uccello molto raro, e probabilmente, speriamo di no, ha pure cancellato e distrutto il nido di qualche caretta che aveva deposto le uova, perché questo è il periodo. Abbiamo avvisato la Capitaneria di Porto, il demanio che ci ha fatto presente che loro avevano autorizzato semplicemente una pulizia molto leggera ed oggi abbiamo fatto vedere a tutti lo scempio che è avvenuto. Sapete che la ditta? La ditta è quella incaricata dal comune, la SAE, ma lì doveva esserci un direttore dei lavori che non c'era, ci doveva essere l'incaricato del comune e l'ufficio tecnico che non c'era. Questi autonomamente hanno distrutto tutto. Cosa si può fare ora? Nulla, ormai il danno è fatto, però questo ci deve servire da insegnamento per il futuro. Le spiagge vanno pulite, ma le vanno pulite come si fanno in tutti i posti d'Italia, soprattutto queste molto sensibili come quella di Maddaluse e quella del Viale delle Dune, in maniera molto leggera e a mano. Non è possibile per il futuro rivedere ancora questi scempi. Speriamo che questo serva per evitare per il futuro questi danni. Ci sono gli estremi per una denuncia penale, ovviamente, no? Questo è un disastro ambientale. Cioè, in Italia dal 2015, grazie a una legge di Renzi, questo è un reato penale a tutti gli effetti. Si avvale della facoltà di non rispondere. La difesa chiede al giudice di riqualificare l'accusa da tentato omicidio a minaccia. Non voleva uccidere il macellaio, ma solo intimorirlo. L'arma aveva la sicura. Il GIP Luisa Turco deciderà nelle prossime ore se convalidare il fermo, come chiesto dal PM Gianluca Caputo, e quale misura applicare nei confronti del fornaio Vincenzo Filippazzo, 46 anni, accusato di aver cercato di uccidere uno dei titolari della macelleria di via Garibaldi a Porto Empedocle. I suoi legali Luigi Troia, Alfonso Neri e Salvatore Pennica hanno negato la tesi dell'inceppamento della pistola. La moglie, Antonina Pullara, 44 anni, in un primo momento finita ai domiciliari con l'accusa di detenzione di arma clandestina, è stata liberata dallo stesso PM dopo la testimonianza di un poliziotto e di un finanziere che hanno spiegato che al contrario era stata la donna a tentare di disarmare il marito prima che arrivassero i carabinieri.
È stata eseguita l'autopsia sui cadaveri dei fratelli La Monaca, uccisi in circostanze poco chiare domenica sera alle porte di Delia. Ad emergere un particolare nel passato delle due vittime. C'è il servizio. Sono state eseguite dal medico legale Cataldo Raffino all'obitorio dell'ospedale Santeria di Caltanissetta le autopsie sui cadaveri dei fratelli Calogero La Monaca di 74 anni e Filippo di 76 anni, uccisi domenica pomeriggio nella loro tenuta nelle campagne di Delia. Dall'esame autoptico si cercano conferme per indirizzare le indagini, risposte o indizi al rebus legato all'uccisione dei due imprenditori canicattinesi su cui indagano i carabinieri di Caltanissetta. L'identità dei due morti ammazzati è stata confermata, anche quella di Filippo, in un primo momento irriconoscibile perché i suoi resti, intrappolati sotto un fuoristrada in disuso e dato alle fiamme, sono stati trovati carbonizzati. Calogero La Monaca invece è stato assassinato con un violentissimo colpo di pietra alla testa. L'arma del delitto, ancora insanguinata, è stata trovata accanto a lui e la sua identità, nonostante la ferita lo abbia sfigurato, è stata confermata dal riconoscimento effettuato dai familiari. Le indagini nel frattempo proseguono e sono condotte dal tenente colonnello Alessio Artioli sotto il coordinamento dei sostituti Stefano Strino e Nadia Caruso per dare un volto e una identità agli assassini, ma anche un movente al duplice delitto che in questa fase è ritenuto come frutto dell'impeto. Quel colpo di pietra risultato fatale infatti lascerebbe presupporre un incontrollato scatto d'ira del momento, nulla di premeditato. E mentre vanno avanti altri interrogatori da parte dei militari, restano ancora zone d'ombra sul massacro avvenuto alle porte di Delia. Molti anni fa i due fratelli Calogero e Filippo La Monaca furono coinvolti nelle indagini sull'omicidio di due pastori in contrada dell'Iella, proprio dove hanno i loro terreni e dove sono stati ammazzati. In quella circostanza uno dei due pastori venne ucciso e dato alle fiamme, una strana coincidenza che sembra essere stata replicata a diversi anni di distanza. Allora i due fratelli La Monaca vennero scagionati perché avevano un solido alibi. Assieme a loro vennero coinvolti nell'inchiesta anche gli altri proprietari dei terreni adiacenti a quello in cui furono trovati i corpi dei due pastori ammazzati. L'ennesima barbarie è stata compiuta da ignoti a Raffadali, a pochi chilometri da Agrigento. Un giovane Aschi è stato oggetto di un vero e proprio tiro al bersaglio da parte di ignoti che gli hanno sparato ripetutamente colpendolo in punti vitali. L'animale è stato soccorso ma è morto poco dopo. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un fatto increscioso quanto denunciato dal sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro relativamente alla cagnetta Aschi, barbaramente uccisa ieri, incontrata a Buagimi al confine tra i territori di Raffadali e Agrigento e che ha destato parecchia commozione, facendo levare anche un coro unanime di indignazione e rabbia. Molti si interrogano sui motivi che abbiano spinto e armato la mano di una persona dal cuore così arido, tanto da prendersela con una cagnetta in difesa. Il sindaco di Raffadali, Cuffaro, si è fatto interprete così dei sentimenti dei suoi concittadini lanciando un appello. Chiunque abbia visto o sentito qualcosa, afferma Silvio Cuffaro, lo riferisca anche in forma anonima, così da poter sanzionare in maniera esemplare chi si è macchiato di un simile misfatto. Il gesto esecrabile non può avere giustificazioni. Qualcuno pensa che la cagnetta stesse cercando del cibo e abbia spaventato animali da cortili e per questo sia stata punita. Voglio ricordare, ha aggiunto il sindaco Cuffaro, che chiunque subisca dei danni da parte di randaggi può rivolgersi al comune e provvederemo noi, tramite alcune associazioni di volontariato, a risarcirlo. Farsi giustizia da soli non è consentito e non è tollerabile e lo sdegno che questo episodio ha provocato ci induce a essere quanto mai risoluti. Abbiamo infatti già deciso di costituirci parte civile in un eventuale processo al fine di tutelare l'immagine del nostro comune e della nostra comunità. Anche se, precisa Cuffaro, devo dire che non era un randaggio ma si trattava di un cane di razza appartenente sicuramente a qualcuno e che non era mai stato visto in giro a Raffadali, non era microchippato ed è stato rinvenuto nelle campagne al confine con il territorio di Agrigento e ben lontano dal centro cittadino e dalla statale 118.
Quello del randagismo, afferma Cuffaro, è un tema dibattuto e anche la Regione lo ha attenzionato, ma a 2 anni dalla promessa di contributi per risolvere il problema non abbiamo mai visto nulla. Con le risorse interne in questi anni e grazie alla collaborazione con l'Unione dei Comuni abbiamo catturato diversi esemplari che dopo la sterilizzazione e la microcippatura sono stati reintrodotti nel loro territorio. Io stesso a mio nome ho in carico diverse decine di randagi, ma bisogna lavorare sul ricovero e sull'adozione. A tal proposito, conclude il sindaco di Raffadali, ricordo che a breve partirà anche la costruzione dell'ospedale veterinario con annessi rifugio sanitario e ricovero. L'opera sorgerà nel comune di Raffadali, è stata interamente finanziata dall'ENPA e si tratta di una struttura avveniristica unica in tutto il meridione, i cui lavori partiranno a breve. Restano bassi i nuovi contagi, solo 2 nuovi casi, ma in Sicilia si guarisce lentamente. Vediamo. Questo è il quadro riepilogativo della situazione nell'isola negli ultimi 2 giorni, aggiornato alle 15 di ieri in merito all'emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 184.412 rispetto a lunedì 15 giugno, 4.085 in più su 154.287 persone. Di queste sono risultate positive 3.462 più 4, mentre attualmente sono ancora contagiate 805 persone, 2.377 sono le persone guarite, 280 le persone decedute. Degli attuali 805 positivi, 28 pazienti sono ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva, mentre 777 sono in isolamento domiciliare. Solo 112 tamponi eseguiti ieri in provincia di Agrigento che hanno dato esito negativo. Per fortuna non c'è nessun nuovo caso di coronavirus anche oggi nell'Agrigentino, è quanto emerge dal report diffuso in serata dall'ASP di Agrigento. I numeri rimangono fermi ad Agrigento: 128 le persone che dall'inizio della pandemia sono risultate contagiate, 110 quelle che sono guarite, 14 le vittime, 4 persone in trattamento, mentre nessuna risulta ricoverata in ospedale. Il sindaco di Campobello di Licata, Giovanni Picone, ha annunciato che la persona contagiata residente in paese è guarita e che dunque non ci sono attualmente soggetti ammalati di Covid-19 a Campobello di Licata. Questa invece è la divisione degli attuali positivi nelle varie province. Agrigento 32, dato in contrasto con il report dell'ASP, Caltanissetta 9, Catania 397, Enna 8, Messina 120, Palermo 217, Ragusa 7, nessun caso a Siracusa, Trapani invece 15 casi. La presidenza della regione siciliana ha reso noto che aggiornerà i dati domani e raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Giorno 20 sarà la giornata del rifugiato. La nostra emittente per questa occasione ha realizzato una trasmissione dedicata al tema dell'accoglienza. Margherita Trupiano. Sarà una giornata del rifugiato nuova e diversa, quella che si appresta a celebrare l'Associazione Acquarinto di Agrigento, che anche quest'anno, seppur nell'ambito delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid-19, celebrerà, coinvolgendo attraverso la nostra emittente le realtà che offrono asilo ai rifugiati di tutta Italia dalla stessa associazione gestiti. La festa del rifugiato 2020 si svolgerà infatti attraverso gli innovativi strumenti digitali messi a disposizione dagli studi di TVA, che permetteranno di raggiungere e acquisire testimonianze in diretta con personaggi e luoghi che sono attivi nelle attività di integrazione e accoglienza dei richiedenti asilo. Sarà Donato Notonica, presidente di Acquarinto, ad aprire la trasmissione, a cui seguirà l'intervento di Roy Paci da Catania, del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, di Natalia Tata da Alpignano in provincia di Torino, di Gianluca Avanzato che interverrà in diretta ancora da Carovigno, Massimo Morelli da Nicotera, Lorenzo Rocca dall'Università di Perugia e Luca Lucchesi da Berlino. Ci saranno anche contributi video e collegamenti con lo SPRAR. Sarà un modo per mettere a confronto le varie esperienze in tema di immigrazione, comprendere gli strumenti che l'Associazione Acquarinto utilizza, le attività mirate alla integrazione di quanti sono
portatori di multiculturalità, gli obiettivi raggiunti e le difficoltà incontrate durante un percorso non facile che si adopera però per dotare la società di nuovi spunti di riflessione su un argomento di forte impatto sociale, dimostrando che la multiculturalità, se gestita in questo modo, è appunto una ricchezza che può essere una leva di crescita per tutti. Giornata del rifugiato 2020 con appuntamento dunque sabato su TVA. Peter Freeman ad Agrigento per raccontare la guerra di mafia e stidra, ma anche gli eroi che l'hanno contrastata. Arturo Cantella. Peter Freeman, noto giornalista professionista e autore televisivo della RAI, con la sua troupe si è recato nella nostra città qualche giorno fa per effettuare un servizio televisivo per la trasmissione La Grande Storia, dedicata al magistrato barbaramente ucciso dalla mafia Rosario Livatino. Freeman ha visitato i luoghi in cui Livatino operava, girando anche nelle zone più calde delle nostre città, dove imperversò la guerra tra la mafia e gli stidari. Anche su questo Freeman parlerà nel corso di una trasmissione che andrà in onda prossimamente, nel giorno in cui il magistrato di Canicattì venne tolto dalla vita terrena. Stiamo ricostruendo, visto che ricorrono i decennali, la storia di Rosario Livatino e del suo omicidio, la sua storia, la storia della mafia nell'Agrigentino di quegli anni. E siamo qua per girare riprese con l'aiuto indispensabile di Franco Castaldo. Ci fermiamo un paio di giorni e stiamo cercando di girare nei luoghi che Livatino in cui operò. Quindi inoltre Agrigento immagino Canicattì, Palma. Canicattì, Palma, Porto Empedocle, Raccalmuto, giriamo qua, insomma la zona è questa. Livatino un grande magistrato e anche il processo di beatificazione, vi occuperete anche di questo? Il processo di beatificazione è in corso, è ormai quasi compiuto, ovviamente lo nominiamo, parleremo anche dell'omelia che fece Papa Wojtyla nella Valle dei Tempii 3 anni dopo la morte, dopo aver incontrato i genitori di Rosario. Insomma tanto materiale, no? Agrigento è materiale, anche perché non sempre abbiamo materiale video in abbondanza, quindi invece di usare soltanto il repertorio siamo scesi a girare in questa bellissima terra. Quando è che lo trasmettete? Giusto per... Trasmetteremo dunque era il 21 settembre mi pare il giorno in cui morì Livatino, dovrebbe andare o il 21 settembre stesso su Rai 3 oppure qualche giorno prima, qualche giorno dopo. Solo Livatino o vi interesserete anche di altre storie di famiglie mafiose dell'Agrigentino, non so, Palma, penso a Ribisi, ad altri? Ne parliamo perché dobbiamo parlare della guerra tra gli stiddari, perché l'omicidio Livatino fu realizzato da uomini della Stidda e quindi ci occupiamo della Stidda, ci occupiamo delle famiglie mafiose, del processo Santa Barbara e di tutte queste vicende. No, io sono con Peter, lavoro da anni con lui e quindi siamo solidali in qualsiasi scelta sia autoriale che di stile, se vogliamo usare una parola grossa. Non dimenticatevi Templi, Agrigento è anche Templi. Ma naturalmente, per carità, è proprio per questo, proprio perché è una terra meravigliosa, è ancora più doloroso considerare questioni drammatiche come queste di cui Peter parlava. Aeroporto di Birgi esce all'Italia, entra Albastar, le tariffe dei biglietti in vendita dal 18 giugno saranno low cost e ci sarà una tariffa concorrenziale per chi è stato lasciato a terra dall'Italia. Vediamo. Ho ascoltato il Presidente che è stato bravissimo, devo dire che ci ha corteggiato in maniera egregia, tant'è che ci ha convinto a basare proprio qui un nostro aereo mobile. Per intenderci l'aereo è lo stesso della Ryanair, non siamo Ryanair ovviamente, viviamo di capitali nostri, di capitali di siciliani in gran parte. Ci sono centinaia di persone, ci sono sindaci, ci sono associazioni di categoria, ci sono sindacati, ci sono lavoratori, ci sono imprenditori piccoli e grandi che hanno investito nel turismo e quindi indebitandosi e facendo importanti sacrifici per il loro futuro. Abbiamo voluto in qualche modo far presente alla politica regionale e nazionale che questo territorio va tutelato, che siamo in tanti, che chiediamo
che ci sia la giusta attenzione. Almeno questo lo vogliamo che rimanga, che vogliamo che venga potenziato, e quindi a gran voce abbiamo in qualche modo cercato di sensibilizzare questa compagnia spagnola che ha un management siciliano. Ha annunciato dei nuovi voli su Trapani, ovviamente siamo in una fase embrionale, ci auguriamo che abbiano delle buone performance in questo periodo e che possano essere riconfermate le tratte anche nel periodo invernale, perché no anche potenziate. È un territorio che vive fortemente di turismo e che ha bisogno dei collegamenti. La riapertura dell'aeroporto è una notizia estremamente importante, mi auguro e ci auguriamo tutti che anche le compagnie aeree moderino un poco anche i costi dei biglietti per favorire l'arrivo dei turisti. Venite in Sicilia, venite a San Vito Lo Capo e poi da qui magari veicolare in questa meravigliosa provincia, la provincia di Trapani. Il comune di Calatafimi Segesta oggi ha voluto essere presente per supportare e perorare questa causa che riguarda non solo i comuni e le vicinanze del Trapanese, ma l'intero territorio, perché i benefici sul tessuto sociale ed economico che un aeroporto in piena attività può avere abbiamo riscontrato e toccato nel mano negli anni passati, che è stato qualcosa di veramente importante, e speriamo di poterne riparlare in futuro. La questione dell'aeroporto a me è molto cara, lo è cara da quando ero una studentessa universitaria. L'avere una risorsa importante come quella dell'aeroporto giova a tutti, non solo a livello turistico, che partiamo dal fatto che è la base, perché Trapani dovrebbe vivere di solo turismo, ma è anche importante per tutte quelle famiglie che hanno i propri figli come studenti fuori sede o lavoratori fuori sede. Gli albergatori, dei ristoratori non devono partecipare solo loro. È sicuramente un'agevolazione quella di avere un aeroporto a Trapani. Mi auguro che con questa manifestazione si comprenda l'esigenza di avere veramente la risorsa importante e di sfruttarla. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Il presidente della Bluetech, Roberto Ginatta, 73 anni, un anno e mezzo dopo il primo arresto, è stato nuovamente arrestato oggi su decisione del Tribunale di Torino. L'imprenditore torinese avrebbe dovuto rilanciare l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese. I dettagli nel servizio. Nuovi guai per Roberto Ginatta, presidente della Bluetech di Termini Imerese, che nella mattinata odierna torna di nuovo in manette per decisione del Tribunale di Torino. Ad eseguire l'arresto i finanzieri di Palermo. L'inchiesta, denominata Dark Hole, ruota attorno alla sparizione dei 16 milioni di euro di finanziamenti pubblici che erano stati destinati al rilancio dell'ex stabilimento Fiat e che Ginatta avrebbe utilizzato per spese personali, persino per l'acquisto di biglietti e abbonamenti per assistere alle partite della Juventus. Quest'ultimo filone di indagine ha condotto ai domiciliari anche il figlio 26enne di Ginatta, Matteo Orlando, e Giovanna Desiderata, contabile storica del gruppo di Rivoli che si occupa di componentistica per auto. Stamane il GIP di Torino ha inoltre disposto il sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale della MOG SRL, ritenuta dagli inquirenti la cassaforte di famiglia di proprietà di Matteo Orlando Ginatta, formalmente amministrata da Giovanna Desiderato. Sequestro anche di quote societarie e disponibilità finanziaria per circa 4 milioni di euro. Secondo la Procura di Torino, il profitto illecito della condotta di malversazione ai danni dello Stato sarebbe stato autoriciclato in altre attività imprenditoriali e speculative. A Matteo Orlando Ginatta e a Giovanna Desiderato viene contestato il riciclaggio di oltre 500.000 euro realizzato attraverso la MOG SRL. A carico del primo è ipotizzato anche il concorso nella bancarotta fraudolenta della Metec SPA in relazione all'operazione di acquisizione della Alcar Industrie SRL, che ne ha aggravato il dissesto. Le indagini sono state svolte tramite l'ausilio di intercettazioni telefoniche, complessi riscontri finanziari, ispezioni, perquisizioni, consulenze tecniche e l'assunzione di informazioni da persone informate sui fatti. Piano della qualità dell'aria e futuro della raffineria di Milazzo. C'è agitazione su vari fronti: politico, ambientalista, dei lavoratori e imprenditoriale. Vediamo.
Il futuro della raffineria di Milazzo è legato al piano della qualità dell'aria varato nei mesi scorsi dalla regione siciliana. I vertici dell'impianto industriale hanno fatto sapere di non essere in grado di raggiungere nei tempi indicati i livelli tecnici richiesti e si paventa la chiusura dell'impianto. Una decisione che per molti rappresenta una grande opportunità per il territorio che potrebbe, dopo anni di penalizzazioni, guardare concretamente ad uno sviluppo turistico. L'area in cui da decenni insiste l'impianto industriale è infatti una delle più belle della Sicilia e si trova di fronte alle Isole Eolie, patrimonio dell'UNESCO. La presenza di diverse industrie sino ad oggi non ha permesso di sfruttare questa grande opportunità offerta dalla bellezza dei luoghi. Inoltre, l'inquinamento delle industrie, ad iniziare proprio dalla raffineria, ha provocato disagi ingenti alla popolazione di tutta la Valle del Mela, un'area definita ad alto rischio di crisi ambientale. Una popolazione che vive giornalmente nel terrore di possibili incidenti come più volte verificatisi in passato. Per limitare l'impatto ambientale, la Regione ha varato il piano dell'aria che mette dei paletti ben precisi da raggiungere entro il 2027 con uno step intermedio il 1° gennaio del 2022. La raffineria ha fatto sapere però di non essere tecnicamente in grado di raggiungere entro i termini stabiliti i nuovi parametri che garantiscono una salubrità dell'aria e i vertici dell'impianto industriale chiedono quindi la modifica del piano. Il sindaco di Milazzo, Giovanni Formica, in un video ha manifestato la preoccupazione per la possibile chiusura dell'industria e ha fatto il punto della situazione alla luce dell'istruttoria aperta a Roma per la revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e della stretta connessione della stessa al piano della qualità dell'aria varato dalla Regione. Il sindaco di Milazzo ha ricordato di aver scritto lo scorso febbraio al presidente della regione siciliana per chiedere riscontri dopo che la raffineria ha sostenuto di non potersi adeguare. Il primo cittadino di Milazzo ha anche comunicato che sul piano della qualità dell'aria è pendente un ricorso al TAR presentato da tutte le raffinerie siciliane, le quali ne hanno chiesto l'annullamento e la pronuncia è attesa a breve. Se la prospettiva è quella che la raffineria di Milazzo deve chiudere, il tema non è più se ci piace o non ci piace il piano di tutela della qualità dell'aria. Il tema diventa un altro, e cioè il governo regionale, che ha sicuramente già fatto questa valutazione, che applicando il piano di tutela della qualità dell'aria, la raffineria di Milazzo, e aggiungo anche le altre raffinerie di Sicilia, avrebbero chiuso. Che programma ha per questo territorio, tenuto conto della rilevanza ancora dal punto di vista economico della raffineria per il comprensorio della Valle del Mela, ma più in generale per la provincia di Messina? Io ho chiesto al Presidente della Regione di convocare le parti interessate, a partire dai territori, a partire dalla città di Milazzo, dal comune di San Filippo del Mela e dagli altri comuni che insistono su questo territorio, perché credo che sia giusto che se il governo regionale ha stabilito che al 1° gennaio 2027 o addirittura prima, a seconda diciamo di quello che deciderà la raffineria, questo impianto industriale nel nostro territorio non dovrà più esistere, dobbiamo pensare a come gestiamo questa fase e lo dobbiamo pensare per tempo, per evitare che oggi per domani ci ritroviamo con un'azienda che cessa di produrre, con i lavoratori in cassa integrazione e poi in mobilità e senza una alternativa costruita per tempo. Quindi la raffineria dice la verità o non dice la verità? Se la raffineria dice la verità, qual è la prospettiva per il nostro territorio? La domanda rimane aperta, io spero che nei prossimi giorni e nelle prossime settimane qualcuno si assuma la responsabilità di darci una risposta sotto il profilo tecnico. Le valutazioni politiche le faremo in un momento successivo, anche sul piano di tutela della qualità dell'aria, che possiamo giudicare non in sé considerato, ma in funzione degli effetti che produce sul territorio. Oggi il mercato delle auto elettriche è in forte espansione, ma Palermo non ha neanche una colonnina elettrica. I dettagli nel servizio. Oggi il mercato delle auto elettriche è in forte espansione, ma a Palermo non c'è nessuna colonnina elettrica sul suolo pubblico. È la denuncia del parlamentare Roberta Laimo e della consigliera comunale Concetta Mella del Movimento 5 Stelle. In Italia, spiega Laimo, abbiamo circa 13.721 punti di ricarica pubblica, di cui il 73% sono ad accesso pubblico e il 27% si trovano su suolo privato.
C'è un fortissimo divario tra nord e sud nella distribuzione delle colonnine, ma questo divario aumenta se confrontiamo Palermo con le altre città siciliane. Pensate che a Messina ce ne sono 50, a Catania 100, a Siracusa 40, persino Carini si appresta ad averne 11, Palermo non ne ha neanche una. Per questo, aggiunge la parlamentare, insieme a Concetta Amella, consigliere comunale di Palermo, abbiamo lavorato ad un'interrogazione presentata al sindaco del capoluogo siciliano, in cui chiediamo se esiste un progetto relativo all'installazione di colonnine elettriche pubbliche sul suolo pubblico, ma anche se ne esiste uno per l'installazione presso i distributori di carburanti. Sulla mancanza di colonnine per la ricarica delle auto elettriche a Palermo abbiamo sentito Tommaso Dragotto, imprenditore e fondatore della Sicily by Car. Come sempre la Sicilia orientale supera la Sicilia occidentale. Consideri un dato di fatto eclatante: a Palermo non c'è nessuna colonnina elettrica, l'unica città in Italia, a prescindere siamo al 98esimo posto su 107, basta dire questo per capire come funziona la città, che comunque, essendo anche palermitano, non mi sono mai allontanato né da Palermo né dalla Sicilia, quindi apprezzo e ammiro il mio territorio, che sarebbe anche la mia patria. Anche l'Italia è la mia patria, perché la Sicilia fa parte ma la mia patria fondamentale è dove io abito e dove c'è la mia identità personale e la mia identità aziendale. Eppure l'automobile elettrica non è più futuro, ma ormai possiamo dire che è realtà. No, non è realtà, è il futuro, assolutamente il futuro. Come ho detto un momento fa, dal 2025 le case automobilistiche, almeno il 90% delle case automobilistiche non faranno più endotermico, sarà elettrico, quindi o ti adegui o muori, non c'è niente da fare, quindi le città si devono adeguare a quello che sarà il futuro. Le imprese invece sono pronte ad affrontare questo futuro? Dipende quali imprese. Le imprese del nord sì, perché non è che hanno una cultura diversa dalla nostra, c'è una forma di strutturale, di managerialità diversa dal sud, e questo è un dato certo, perché è un dato che noi vediamo con i nostri occhi, e diciamo che al nord si sono già adeguati. Considera per esempio Firenze, che la metà della città di Palermo in termini di, no, ancora meno della metà, direttamente ha 220 colonnine elettriche. Quindi se chi mette le colonnine elettriche naturalmente sono i sindaci del luogo, che hanno una capacità manageriale per poter adoperare e guardare il futuro con il futuro più adeguato al mondo intero. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.